È uno dei cantieri della città più importanti, sia per la cifra impegnata, almeno 1.750.000 euro, che potrebbero anche diventare di più per l'aumento dei costi di tutti i cantieri edili, sia per i contenuti culturali. Parliamo del restauro, in particolare del rifacimento del tetto, dell'ala ottocentesca di Palazzo Chiericati, un edificio progettato da Andrea Palladio, costruito nel Seicento e nella lista dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. Nel post-emergenza pandemia sta tornando con importanti numeri di visitatori al periodo pre-pandemico e quindi dà grande soddisfazione. È un lavoro che ha avuto delle complessità, aumento prezzi, Covid, e la scoperta di alcuni punti che sono stati oggetto di analisi da parte della soprintendenza, quindi ha un po' ritardato i lavori. La copertura, realizzata nel dopoguerra, è stata demolita e ricostruita e nel sottotetto c'è ora un percorso al di sopra del piano nobile. Il cantiere, che era stato interrotto per la pandemia, è poi ripartito con alcuni ritrovamenti archeologici e dipinti sulle pareti che hanno portato a un nuovo progetto completamente modificato, riorganizzando gli spazi. Scoprendo cose nuove all'interno di un palazzo storico si valorizza ancora di più il palazzo, sicuramente ne l'ha visto dal punto di vista della valorizzazione e della positività delle scoperte. I tempi non sono ancora certi, anche il costo potrebbe salire oltre i 2 milioni, rientrando nel piano dei finanziamenti per la rigenerazione urbana, ma nel 2023 il palazzo sarà sicuramente restituito del tutto ai cittadini.